Le classi prima A della scuola primaria Todaro di Sottomarina e quarta a tempo pieno della primaria Poliuto di Sant'Anna hanno vinto il premio di 500 euro nell'ambito del progetto Educo da spendere nell'acquisto di materiale didattico. Educo è una piattaforma web educativa del Co-Osservatorio dei cittadini sulle Piene, nata dalla collaborazione tra l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, la Regione Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta di un progetto didattico incentrato su ciò che riguarda il fiume e la gestione del rischio di esondazione, un progetto completamente gratuito dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dei comuni del territorio veneto del Brenta e del Bacchiglione. Al progetto hanno aderito circa 800 classi e per incentivare la diffusione dell'uso della piattaforma sono stati messi in palio 30 premi da 500 euro per le classi iscritte entro la fine dello scorso anno. Tra i vincitori sono state estratte le 2 classi delle nostre scuole cittadine, le quali hanno accettato la vincita del premio di 500 euro da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico e per proseguire lungo il percorso della formazione sui temi della sostenibilità ambientale. La vittoria è stata formalizzata stamattina presso i due plessi alla presenza della dirigenza scolastica e degli insegnanti referenti, oltre che dell'assessore alla cultura Elena Zennaro, che si è complimentata con i ragazzi a nome di tutta l'amministrazione comunale. L'assessore ha voluto sottolineare l'importante percorso educativo del progetto Educo sul valore dell'acqua e più in generale sui temi della tutela dell'ambiente e del nostro territorio. Educo è una piattaforma nella quale sia gli adulti che i ragazzi e i bambini possono trovare risorse e strumenti didattici innovativi per recuperare una consapevolezza un tempo diffusa sulla stretta relazione che sussiste tra l'acqua, l'uomo e l'ambiente che lo circonda, diffondere competenze e coinvolgere attivamente i cittadini nella raccolta di dati ambientali per migliorare la gestione del rischio idraulico, contenuti a disposizione di tutti gli appassionati di temi ambientali, l'acqua, il fiume e il territorio. La piattaforma mette a disposizione del corpo docente corsi di formazione per incentivare gli alunni a formarsi come protagonisti e come divulgatori di buone pratiche.